Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Bufera sulla sanità a Catania, arriva l'interdizione per un anno dei pubblici uffici per 6 indagati, tra loro gli ex assessori Razza e Scavone. Dalle mazzette di banconote nelle storie social all'arresto per spaccio, fermati 5 giovanissimi pusher che rifornivano la piazza di Gela, i domiciliari, anche un minorenne. Adolfo Urso incontra gli industriali a Siracusa e visita il polo petrolchimico di Priolo. Il ministro per le imprese ribadisce il sostegno ai fondi per la transizione ecologica. Diventeremo, dice, un modello per l'Europa. I rincari sulla pasta sfiorano il 20% e i consumatori minacciano di astenersi dal consumo per 15 giorni. Il tanto amato piatto di spaghetti rischia di diventare il simbolo della protesta. Anche nel 2023 sono 11 le bandiere blu assegnate alla Sicilia per la qualità delle spiagge, premiato il mare nel Messinese, Ragusano e nell'Agrigentino. Prometeo apre tra gli applausi la 58esima stagione delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, tutto esaurito e grande presenza di studenti per uno spettacolo che ha coniugato il mito con la modernità della costruzione scenica. Calcio, la pool scudetto del Catania su Telecolor. Dopo il campionato la nostra emittente acquisisce i diritti per trasmettere in TV e in streaming in modalità Pay le partite della post-season del club rossazzurro. Si comincia domenica con la sfida del Massimino tra la squadra di Ferraro e il Sorrento. Ancora ben trovati, va avanti l'inchiesta sulla sanità a Catania, disposta la sospensione dai pubblici uffici per un anno a 6 indagati. Tra loro ci sono anche gli ex assessori Ruggero Razza, Antonio Scavone, ma anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Igo Lamantia. Giusy Lazzara. Gli interrogatori il 5 maggio, oggi la decisione e le interdittive nell'inchiesta che ha scosso la sanità catanese. Il giudice per le indagini preliminari di Catania, Simona Ragazzi, ha disposto la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e servizi per un anno a 6 indagati coinvolti nell'inchiesta, tra loro gli ex assessori della Regione Siciliana della Salute, Ruggero Razza, e del Lavoro, Antonio Scavone. Entrambi sono indagati per turbata libertà di scelta del contraente per la nomina di 2 professionisti per altrettanti progetti. Tra i destinatari del provvedimento anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Ignazio Igo Lamantia, al quale è contestata la turbata libertà degli incanti per aver favorito un candidato ad un concorso a dirigente dell'Ordine di Catania. Questo significa che Lamantia dovrà lasciare l'incarico di presidente dell'Ordine e anche di direttore di otorino-laringoiatria dal Policlinico. Anche il ruolo direttivo di Scavone alla Garibaldi sarà congelato. Razza invece dovrà rinunciare al ruolo di consulente a titolo gratuito del ministro Nello Musumeci. Gli altri destinatari della sospensione sono Filippo Di Piazza, Giuseppe Di Rosa e Rosaria Maria Leonardi. La stessa misura cautelare, ma per 8 mesi, è per Alberto Bianchi e Calogero Grillo. Nel comunicato della Procura si leggono le motivazioni della decisione scaturita per stringenti e attuali esigenze cautelari, potendo gli stessi indagati tornare a rivestire o continuare a ricoprire funzioni e ruoli nella pubblica amministrazione, nelle procedure concorsuali universitarie, nell'ambito della sanità pubblica, nella direzione di ordini professionali e nella compagine di governo di enti partecipati dalle pubbliche amministrazioni. Per l'accusa, l'ex assessore Razza avrebbe favorito la designazione di un esperto in elaborazioni, report e studi per conto dell'Ordine dei Medici di Palermo nel progetto denominato OSAS Catania, Sentinelle della Prevenzione. Secondo le indagini, l'ex assessore Scavone rientra nell'inchiesta per l'assegnazione a una persona a lui vicina di un incarico a tempo determinato come amministrativo del progetto Centro Cardio Hub SPOC dell'azienda ospedaliera Garibaldi di Catania. Il 29 aprile i carabinieri del comando di Catania avevano posto ai domiciliari altri 4 indagati: Giuseppe Arcidiacono, dirigente medico dell'ANRS Garibaldi di Catania, Nunzio Ezio Campagna, Sebastiano Felice Agatino Ferlito e un ex funzionario amministrativo dell'Università di Catania, Gesualdo Antonio Missale. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Spacciavano principalmente hashish e marijuana e riuscivano ad incassare fino a 12.000 euro al mese. Oggi per 5 giovani che gestivano una piazza di spaccio nel centro storico di Gela sono arrivati gli arresti, tra loro anche un minorenne. I fermati sono stati traditi anche da foto e storie sui social dove mostravano il loro alto tenore di vita. Jerry Italia. Instagram e TikTok erano diventate le loro principali vetrine nelle quali ostentare ricchezza e promuovere il loro giro d'affari, oltre che ingigantire il proprio appeal criminale attraverso stories nelle quali postavano immagini con mazzette di banconote e abbigliamenti griffati, facendo sfoggio dell'alto tenore di vita e dei lussi di cui godevano attraverso il traffico di sostanze stupefacenti. Ma è stata anche questa ostentazione esagerata che ha fatto sì che i finanzieri mettessero nel mirino 5 giovanissimi spacciatori e ne stroncassero l'attività criminale. La baby gang, dedita al traffico di sostanze stupefacenti che operava sulla piazza di Gela, è stata smantellata dai finanzieri del gruppo locale, che hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di 5 persone, 2 agli arresti in carcere e 3 agli arresti domiciliari, indagate per l'ipotesi di reato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle tra i mesi di febbraio e aprile 2022, hanno fatto luce sull'esistenza di una piazza di spaccio nel centro storico di Gela, gestita da giovanissimi gelesi, tra i quali 2 minorenni, dediti principalmente allo smercio di hashish e marijuana. Dagli elementi investigativi acquisiti è emerso che gli indagati vantavano un'organizzazione ben definita e radicata nelle vie principali della movida gelese, tale da garantire l'operatività della piazza di spaccio 24 ore su 24. Grazie all'utilizzo di videoriprese, intercettazioni telefoniche, pedinamenti e appostamenti è stato così possibile riscontrare come le strategie criminali fossero focalizzate su uno strutturato apparato di vendita in grado di fruttare circa 12.000 euro mensili e soddisfare la domanda giornaliera di decine di acquirenti provenienti anche da altre città della provincia. Fuga rocambolesca questa mattina dal Palazzo di Giustizia di Trapani di un detenuto nelle carceri di Agrigento che doveva presenziare al processo nel quale è imputato. Il 35enne Francesco Adragna, in tuta rossa e con un braccio ingessato, è letteralmente scappato dalla camera di sicurezza al primo piano del tribunale. Il palazzo è stato passato al setaccio, ma del fuggitivo al momento non c'è alcuna traccia. Cambiamo pagina, andiamo a Siracusa, mattinata appunto siracusana per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che prima ha incontrato gli industriali siracusani nell'assemblea di Confindustria, poi ha visitato il petrolchimico di Priolo. Con la transizione ecologica, ha dichiarato, l'Italia può diventare un modello in Europa. Sentiamo Francesco Aloi. Il futuro del polo industriale siracusano, si è parlato di questo nell'assemblea pubblica di Confindustria. All'incontro, in una delle principali aziende della provincia, ha partecipato anche il ministro delle imprese Urso. Tra i principali obiettivi da raggiungere c'è la transizione energetica. Un percorso di sostenibilità per il sistema sociale e produttivo italiano, che sappiamo che può sicuramente vincere questa sfida e diventare anche un modello in Europa. Per questo siamo convinti assertori degli investimenti nel settore della transizione ecologica e di coniugare questo con la competitività del sistema industriale. La sua visita a Siracusa pochi giorni dopo la vendita di Lukoil a Goi Energy, migliaia i posti di lavoro salvati. Adesso, dice Urso, bisogna pensare ai fondi del PNRR. Su questo sono impegnato insieme agli altri ministri affinché le risorse siano utilizzate davvero alla transizione ecologica e alla sostenibilità industriale, sin dal piano di incentivi per le imprese che abbiamo chiamato Transizione 5.0. Intanto il prossimo 23 maggio al Mimit ci sarà un tavolo convocato dal Ministro. Per rendere conto di quello che abbiamo fatto. Siamo riusciti a salvare il sistema industriale di Priolo che era minacciato. Ce lo dobbiamo dire con franchezza, questo credo che sia importante anche per assicurare chiunque altro debba affrontare crisi di diversa natura. Il governo c'è, consapevole di quale forza sia il sistema industriale del proprio paese. In mattinata Urso ha visitato il polo industriale di Priolo, incontrando una rappresentanza di lavoratori. Sciopero degli spaghetti, lo chiamiamo così, per protestare contro il caro pasta. Consumatori e produttori agricoli sono davvero in subbuglio per il costo alle stelle e le perdite consistenti. Governo e imprese cercano delle soluzioni, ma i ribassi dovrebbero però partire da settembre. Sentiamo Tonino De Mana.
Minacciano lo sciopero e per 15 giorni sono disposti ad un sacrificio: bandire gli spaghetti dalla tavola. Così il piatto per antonomasia degli italiani rischia di diventare il simbolo della protesta per fronteggiare il caro pasta, che nell'ultimo anno ha fatto registrare rincari che sfiorano il 20%. Secondo il Ministero, gli aumenti sarebbero dovuti allo smaltimento delle scorte acquistate quando il costo delle materie prime era più elevato. Altri invece lamentano speculazioni e puntano il dito contro il caro energia, che a cascata incide sui costi legati al trasporto. Consumatori sul piede di guerra, mentre il governo nazionale cerca di trovare una soluzione avviando un confronto con le imprese, le associazioni di categoria ed i produttori del grano. Questi ultimi lamentano perdite consistenti a fronte di aumenti spropositati del prodotto finito, la pasta appunto. Non riesco a capire come un chilo di grano in questo momento vale circa 30 centesimi e un chilo di pasta vale intorno a 2 euro. Questa è un'anomalia, perché per coltivare un chilo di grano a 30 centesimi sono sotto i costi di produzione. Noi per coltivare un chilo di grano 30 centesimi non ci bastano e ancora la campagna deve iniziare. Può essere che quando inizia ancora diminuirà ancora. Sull'aumento alle stelle della pasta, il garante per la sorveglianza dei prezzi annuncia un attento monitoraggio, mentre dal confronto tra governo ed imprese si prevede un progressivo ritorno alla normalità con la possibile riduzione dei costi, ma a partire da settembre. Agli amanti della pasta non resta che aspettare. Dimagriamo, diventeremo più magri. Siamo rovinati giustamente, perché la pasta è indispensabile per i nostri alimenti, diciamo, giornalieri, quindi è un problema. Sciopero della pasta, lei aderisce? Siccome io sono un mangiatore di pasta, naturalmente aderisco, perché la pasta non è corretto che è arrivato 1,20 euro, 1,30 euro un chilo di pasta, una cosa impossibile. Oggi cosa si mangia? Non lo so, a mia moglie lo deve dire. Pasta con? Forse la carbonara. Dovrei mangiare pasta con le vongole. Purtroppo la pasta costa più delle vongole. O no? Sulla rete autostradale del Consorzio Autostrade sono tanti i disagi per i cantieri aperti, soprattutto sulla tangenziale di Messina, dove sono fermi da un paio di giorni i lavori del viadotto Ritiro. Oggi però interlocuzione tra i vertici del CAS e della ditta. Sentiamo qual è la situazione al momento. Francesco Triolo. Il disagio è evidente, lo è stato subito, all'apertura della famigerata bretella che consentiva di bypassare il viadotto Ritiro. 2 incidenti in 12 ore, una riunione in prefettura, la necessità di regolare meglio la circolazione sulla tangenziale di Messina, ma i disagi non sono stati solo per gli automobilisti che percorrono la tangenziale, lo sono anche per la viabilità cittadina, che vede immettersi a giostre e boccette un numero più che raddoppiato di vetture con un giro tortuoso per la percorrenza della tangenziale in entrambe le direzioni. Come se non bastasse, si è aggiunta anche la decisione della Toto Costruzioni, che sta ultimando la realizzazione del viadotto Ritiro, di interrompere i lavori perché non sono stati corrisposti stati di avanzamento lavori per circa 6 milioni di euro. Fermo il cantiere da 3 giorni con una 50 di lavoratori a rischio. È arrivato al 94% di completamento, siamo veramente all'ultimo miglio, sarebbe davvero assurdo non fare un ultimo sforzo per restituire alla città una piena agibilità e transitabilità della principale via d'accesso. Oggi Autostrade Siciliane e Toto Costruzioni si sono confrontati in videoconferenza, arrivando ad una soluzione. Abbiamo concordato con Toto di definire un piano di rientro dei pagamenti. Sapete, ne ha dato conto la stampa, che c'è una fattura da 1,2 milioni che siamo pronti a pagare. Lo faremo nel giro di qualche giorno, appena Toto sarà nelle condizioni di risolvere questo piccolo problema che hanno con il DURC. Dopodiché risolveremo tutte le pendenze. Parliamo di 5-6 milioni ancora da fatturare, quindi non sono cifre assolutamente alla portata della capacità finanziaria del Consorzio Autostrade. La cosa che abbiamo ovviamente raccomandato, ma c'è stata, diciamo, da questo punto di vista ampia disponibilità da parte della Toto, è un assoluto rispetto dei tempi di completamento dell'opera. Noi entro questi 6 mesi dobbiamo assolutamente finire il viadotto Ritiro e quindi rendere completamente transitabile tutta l'area. Il cantiere riaprirà entro una decina di giorni, ma Nasca ha annunciato che sono arrivati i fondi previsti dal decreto aiuti come compensazioni per il caro materiale, che quindi ripartirà anche un altro cantiere della A20, quello della Tosa tra Milazzo e Barcellona, fermo da diverse settimane. Ci fermiamo, una brevissima pausa e torniamo tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, l'isola conferma anche nel 2023 la presenza di 11 bandiere blu assegnate per la qualità delle spiagge. Premiato il mare del Messinese, del Ragusano e quello di Agrigento. Il servizio è di Luca Ciliberti. Eccole le bandiere blu siciliane, sono 11 come lo scorso anno. L'ambito Vessillo testimonia qualità delle acque e sostenibilità delle spiagge. La Sicilia rispetto al 2022 non fa passi avanti, ma non indietreggia e, spulciando la classifica, su 8 province che hanno accesso al mare solo 3 si distinguono per aver rispettato una ventina di parametri ritenuti imperativi per l'accesso in graduatoria che riguardano la pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere, il soccorso e i servizi ai disabili. La Sicilia complessivamente gode però di circa 1200 km di costa ed è seconda in Italia solo alla Sardegna. Premiate anche quest'anno Menfi in provincia di Agrigento per le sue splendide spiagge di Portopalo, Lidofiori, Bertolino e Cipollazzo. Nel Ragusano riconoscimenti alla spiaggia di Maganuco, di Marina di Modica, Santa Maria del Focallo Ispica, Piazza Malta e Piazza Torre a Ragusa. A Pozzallo premiate la spiaggia di Pietranera e Raganzino. E infine la parte da Leone la fa il Messinese con 6 bandiere blu sul totale di 11. Sulla riviera tirrenica premiate Tusa, le spiagge dell'arcipelago delle Eolie, Stromboli Fico Grande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acqua Calda a Lipari, la spiaggia del lungomare di Santa Teresa Riva e il litorale di Furci invece sul litorale ionico. Complessivamente sono 226 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di bandiera blu nel 2023, 16 in più rispetto alle 210 dell'anno scorso, sono 17 i nuovi ingressi, 1 il comune non confermato. Le 226 località italiane comprendono 458 spiagge, l'11% delle spiagge premiate a livello mondiale. Oltre ai comuni hanno ricevuto la bandiera blu anche 84 approdi turistici. In tutto il paese si distingue la Liguria in testa alla classifica con 34 località, poi segue la Puglia con 22 riconoscimenti, ancora 19 bandiere a testa per Campania e Toscana, le Marche salgono a 18, la Sardegna conferma le sue 15 località, l'Abruzzo resta a 14 e poi appunto la Sicilia con 11 bandiere blu. Adesso a Siracusa, al Teatro Greco, dove ieri è stato grande successo per la prima della 58esima stagione delle rappresentazioni classiche. Tanti anche gli studenti che hanno affollato la cavea, standing ovation per appunto questa prima che ha visto sicuramente il trionfo di Prometeo. Andiamo a sentire Francesco Aloi. Un carro sulle rotaie che trascina Prometeo. Si apre così la 58esima stagione delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. La scenografia sa di moderno. È uno spazio che cerca di evocare un sito industriale in abbandono e che viene abitato da dei che vengono qui per incatenare appunto Prometeo. È quello che succede, abbiamo provato a raccontarlo per un'ora e mezzo. Prometeo dona il fuoco agli uomini, un modo per ribellarsi al potere. Per questo Efesto, assistito da Kratos e Bia, lo incatena. L'ordine arriva da Zeus. Ci sarebbe forse sì bisogno di un po' più di coraggio in certe situazioni dove gli orrori vengono imposti. E Prometeo forse sì, è il primo grande ribelle della storia. Voce e fisicità rendono Prometeo più vicino agli uomini. In suo soccorso arrivano prima le oceanine, poi Oceano. Provano a farlo ragionare, ma senza successo. Lui è fermo in quello che ha fatto. Non arriva a provare secondo me sensi di colpa per avere fatto questo dono meraviglioso ai mortali, si assume un po' le responsabilità, sì, perché credo soprattutto in questa edizione che emerga il fatto che la tecnica, se ci sfugge di mano, può diventare paradossalmente controproducente. Un'altra vittima del Signore dell'Olimpo è Io, la sacerdotessa che ha sedotto. A lei Prometeo dice di sapere come sconfiggerlo, per questo Zeus manda Hermes. Zeus non si lascia intimorire da questi tuoi metodi. Che bel discorso. Nemmeno lui però riesce a fargli cambiare idea, così Prometeo sprofonda nelle viscere della terra. Al Teatro Greco, sold out e standing ovation, tanti applausi e stasera un'altra prima, sarà il turno di Medea.
Adesso ci occupiamo della nostra programmazione e prima appunto dell'ennesima pausa. Corleone e Castelvetrano, patria degli ultimi boss, rinnegano l'etichetta di paesi di mafia. Lo fanno con varie iniziative e determinazione dei rispettivi sindaci, ma anche di tanti cittadini coraggiosi. Li avremo ospiti, sindaci in particolare, a Sicilia 24 Focus, il nostro approfondimento dopo il TG condotto oggi dalla collega Lorena Dolci. Quindi vi ribadisco l'appuntamento dopo il telegiornale alle 14.30, ma anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Potrete già inviare i vostri messaggi di testo al numero WhatsApp 342 74 55 005. Pausa e subito dopo il calcio. Tornati in studio, buone notizie per i tifosi rossazzurri, perché dopo il campionato Telecolor seguirà il Catania anche nella pool scudetto. La nostra emittente ha difatti acquisito i diritti per trasmettere le partite della prima fase della post-season del club rossazzurro. Si comincia domenica con la sfida del Massimino tra la squadra di Ferraro e il Sorrento. Ci dice tutto Angelo Gagliano. Su Telecolor anche la pool scudetto del Catania, dopo aver raccontato in diretta in esclusiva l'esaltante campionato che ha riportato tra i professionisti il club rossazzurro, la nostra emittente ha acquisito anche i diritti per la trasmissione in diretta delle partite che la squadra di Ferraro giocherà nella prima fase della post-season. Un nuovo importante investimento per il nostro gruppo editoriale che conferma il forte interesse per lo sport e per il calcio in particolare, con grande attenzione per il club del presidente Ross Pelligra, che in poco meno di un anno ha riacceso l'entusiasmo dei supporter etnei. Così come per il campionato, anche le gare che i rossazzurri giocheranno nella pool scudetto saranno visibili in chiaro su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre, e in modalità pay sui siti telecolor.it e lasiciliaweb.it. Si comincia, anzi si riparte domenica pomeriggio, con la sfida tra il Catania e il Sorrento, in programma al Massimino alle 16. Sarà l'ultima gara stagionale interna per i rossazzurri. A metà della prossima settimana cominceranno infatti i lavori per il rifacimento del manto erboso dell'impianto di Piazza Spedini, che sarà comunque pronto per l'inizio del nuovo campionato. Tornando alla pool scudetto, la squadra di Ferraro, dopo il match con il Sorrento, sfiderà la vincente dello spareggio tra Cavese e Brindisi, che si giocherà domenica in campo neutro a Vibo Valencia. Regolamento alla mano, in caso di vittoria contro il Sorrento, il Catania tornerebbe in campo per la seconda giornata domenica 21 maggio. In caso di pareggio o di sconfitta, i rossazzurri giocherebbero invece mercoledì. Superata questa prima fase, la pool scudetto prevede poi le semifinali con le gare di andata e ritorno e la finale in programma sabato 10 giugno. Venendo alla sfida di domenica con il Sorrento, Ferraro punta al recupero di Rizzo a metà campo e di Jefferson in attacco. Sul fronte prevendita sono oltre 4.000 i biglietti già venduti. Ricordiamo che gli abbonati possono acquistare ad un prezzo di favore il tagliando per la sfida con il Sorrento fino alla mezzanotte di venerdì. Sabato e domenica la vendita sarà libera. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19. Vi lascio adesso con il nostro Sicilia 24 Focus e il nostro approfondimento con Lorena Dolci. A tutti un buon proseguimento di giornata.